Buongiorno e benvenuti come sempre in diretta a Focus TG. Trascorreremo assieme un'ora e mezza per raccontarvi tutte le novità che stanno accadendo in Veneto proprio mentre parliamo, grazie anche ai collegamenti in diretta con i nostri inviati e con i nostri corrispondenti. Naturalmente gli occhi della regione e non solo sono puntati su Cordovado, dove, come vi abbiamo raccontato nei nostri telegiornali, un uomo si è barricato in casa. Questo è il titolo del Gazzettino online. Luca Orlandi ora tratta per telefono, strada sgomberata, sale la tensione in attesa di una svolta. Noi proprio tra poco ci collegheremo in diretta con Lucio Zanato, che si trova proprio di fronte alla casa in cui è asserragliato quest'uomo. Nel frattempo però vi diamo anche una notizia di un incidente che è avvenuto a Montecchio Maggiore questa notte. È stato distrutto il leone di San Marco in pietra al centro della rotatoria. Un uomo è rimasto ferito. Incidente stanotte alle 2 a Montecchio Maggiore, all'incrocio tra Viale Europa e via Domenico Veronese, per un furgone finito contro la rotatoria. Distrutto il leone di San Marco in pietra al centro della rotatoria, ferito l'autista. I pompieri arrivati da Arzignano hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM per essere poi trasferito in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora. Questo dunque è quanto accaduto ieri notte. Vi ricordo che tra poco ci collegheremo in diretta con Cordovado, dove dovremmo essere vicini ai momenti decisivi di questa vicenda. E nel frattempo noi vediamo il ritratto di Luca Orlandi, l'ingegnere che viveva in solitudine. Un uomo qualunque fino a ieri mattina. Questo era Luca Orlandi, classe 1968, prima che si barricasse in casa per non cedere le sue armi ai carabinieri mandati dal prefetto e questore di Pordenone, dopo lo scadere non rinnovato degli esami per il porto d'armi. Chi lo conosce lo descrive come una persona forse un po' riservata, ma normale, uno di cui ti fideresti in caso di bisogno. Nello specifico è un amico di Caorle, veneto come Orlandi, nativo di San Donà. Alle domande dei cronisti non nasconde lo stupore per questa situazione che ha messo sotto scacco Cordovado, la comunità dove Orlandi ha deciso di andare a vivere presumibilmente dopo l'esperienza in Friuli come sottotenente di complemento nell'Arma dei Carabinieri. Ingegnere, laureato a Padova, si conosce ben poco della sua attività lavorativa. Niente social, a parte questo insolito tentativo di comunicazione con il mediatore delle forze dell'ordine utilizzando YouTube, nessuna relazione familiare, né moglie o figli. Un lupo solitario che da 2 anni e mezzo ha deciso di autorecludersi in casa e che nelle armi, che fino a ieri deteneva regolarmente, forse riponeva tutte le sue sicurezze, che di conseguenza il campanello suonato dai carabinieri ha minacciato di far crollare. Questo dunque è il ritratto di Luca Orlandi nel servizio di Lucio Zanato, col quale ci collegheremo tra poco in diretta da Cordovado. Avete sentito l'attività dell'uomo che è barricato in casa oramai da un paio di giorni su YouTube. Ebbene, questi sono i video che ha postato, lo vediamo in un servizio curato da Anna De Roberto. Questa è induzione al suicidio. Questo è induzione al suicidio, maresciallo. Questo è induzione al suicidio. Io le armi contro di voi non ci penso neanche, questo mi piace di me. Chiuso, asserragliato in casa, ma in costante contatto con l'esterno. Il canale YouTube di Luca Orlandi si chiama Aeticons, attivo da 2 anni. Quello spazio virtuale è divenuto nel tempo il suo diario, nemmeno troppo segreto. Da quando è iniziata la trattativa con le forze dell'ordine, i video di Orlandi hanno raggiunto visualizzazioni da record. Il primo, dove ripetutamente parla di istigazione al suicidio, in poche ore ha toccato le 16.000 visualizzazioni. Ora sono le 7:45. State facendo induzione al suicidio, maresciallo, e qualunque cosa voi lo chiamate è induzione al suicidio. Al primo video, datato ieri sera, ne seguono altri 3. Provo a rendere efficace la comunicazione, è il secondo. Le parole sono rivolte al mediatore che da ore sta dialogando con lui attraverso un megafono, il maresciallo dei Carabinieri. Ci sono modi e modi di essere morti nella vita, spero che tu lo sappia. Il terzo. Non credo che i commenti siano una buona via. Sono popolati da gente e mi stanno dicendo di costituirmi. Per cosa, Marco? Per cosa devo costituirmi, Marco?
L'ultimo, Exit Strategy, strategia di fuga, 14 minuti, 1852 visualizzazioni in un'ora. Avete creato questo scenario di irreversibilità, qual è la vostra exit strategy? Quando siete entrati qua, Marco? Quando siete arrivati qua a fare questa cosa qua? Qual era il vostro piano B? Un dialogo surreale che prende forma nella sua mente, mentre attorno Cordovado è un paese in lockdown. Devi portarmi in qualche modo a stancarmi di essere qua, ma sarà difficile, dovete lavorare parecchio perché io amo la vita. Io amo tantissimo la vita, lo dico e lo ripeto, io amo tantissimo la vita, l'insano gesto, devi portarmici all'insano gesto. Queste dunque le parole di Luca Orlandi nei video che sta pubblicando su YouTube. E adesso sentiamo la sindaca di Cordovado, Lucia Brunettin. Quante persone sono coinvolte, diciamo, dei suoi cittadini, tra persone evacuate, persone chiuse in casa, perché c'è un po' di confusione? Allora, persone evacuate sono 12 che corrispondono a 7 nuclei. Mentre per quanto riguarda i negozi, tutto il resto chiuso, quante? Allora, le attività principalmente in centro sono 4-5. Ecco, poi le altre persone delle altre case possono rientrare, cioè perché si parlava di 300 persone addirittura coinvolte? No. Non è il numero non è questo, credo molto meno, perché comunque insomma le vie di accesso consentono anche l'ingresso nelle abitazioni proprio per evitare insomma ecco qualsiasi tipo di disagio, ma anche proprio di movimento, e quindi possibilità di raggiungere i posti di lavoro piuttosto insomma anche le varie destinazioni. Ci può raccontare qualcosa di più di questo suo cittadino, questo Luca Orlandi? Io l'ho conosciuto il mio primo anno di mandato, perché lui mi ha mandato una lettera e mi ha scritto alcune cose e io ho avuto il piacere di accoglierlo in comune. Ricordo di essere stata con lui per un tempo lungo, mi ricordo 1 ora e mezza, e dove abbiamo parlato di molte cose. Mi ha colpito molto nella sua profondità e nella sua intelligenza. E ricordo che un particolare che mi aveva raccontato è che lui usciva di notte perché amava scoprire proprio i luoghi nascosti di Cordovado, i luoghi proprio particolari di Cordovado. Quindi io di questa persona ho questo ricordo. In questi anni l'ho intravisto, non ho avuto occasione di parlargli, lo vedevo così un po' di sfuggita. Come potete immaginare, il Covid non ha facilitato gli incontri, e quindi questa è la conoscenza e il ricordo che porto di lui. Ecco, non è una persona che però aveva chiesto aiuto ai servizi sociali o in qualche modo aiuto al comune per questa sua solitudine, tra virgolette? No, non era emerso questo tipo di richiesta, era stata proprio una forma di conoscenza, e ricordo proprio una forma di rispetto e di stima nei miei confronti. Ecco, per quanto riguarda invece appunto questa autochiusura di 2 anni e mezzo, cioè lui che cosa fa? Non lavorava? Cioè, come viveva? Come vive? Non mi risulta che lui svolga un'attività lavorativa particolare, però in questi anni, anche in un confronto che ho fatto in questi giorni con il mio assessore alle politiche sociali, non è emersa mai una richiesta esplicita di aiuto. Ecco, lei ha avuto comunicazione che gli avrebbero ritirato le armi? No, non ero a conoscenza di questo. Io sono stata informata che sarebbe iniziata questa operazione dal comandante di Pordenone ieri mattina. Per ultimo, se per caso attraverso YouTube, attraverso i social, attraverso internet il suo cittadino la vedesse, che messaggio vuole dargli? Ma io sono convinta, perché poi è anche il mio modo di essere e di operare, che attraverso il dialogo, attraverso la condivisione, portando quelle che sono delle richieste, ma soprattutto quelli che sono i bisogni della persona, si può trovare una soluzione.
Questo dunque il quadro completo di quanto sta accadendo a Cordovado. La persona che avete sentito adesso è la sindaca di Cordovado, Lucia Brunettin. Tra poco ci collegheremo con Lucio Zanato in diretta perché pare che il caso sia vicino ad una svolta. Ora però continuiamo nel darvi altre notizie di cronaca. Ci spostiamo nel Bellunese perché ci sono stati due decessi in 2 giorni sulle Dolomiti. L'ultimo è un esperto di montagna, una famosa guida alpina, Diego Zanesco, che si stava arrampicando in solitaria sulle tofane senza l'ausilio delle protezioni. Stava scalando la sud della Tofana di Rozes in free solo Diego Zanesco, 62enne guida alpina di Villa Bassa, quando qualcosa deve essere andato storto. Forse una scivolata, il cedimento di un appiglio, non sono chiare le cause che nella serata di ieri hanno fatto precipitare l'uomo che scalava senza protezioni lungo la parete della Tofana, causandone la morte. A dare l'allarme attorno alle 20 è stata la moglie, preoccupata per non averlo visto rientrare a casa e che con l'aiuto di un amico ha allertato i soccorsi. Sul posto si sono recati gli uomini del soccorso alpino che dopo alcune complesse ricognizioni sono riusciti ad individuare la salma che è stata infine recuperata stamani per essere riportata a valle. So che è caduto giù ma non so nient'altro. Era una guida molto esperta, era un alpinista molto forte, conosco da tanti anni, è sempre stata una gran persona più che altro. Ecco. E conosciuto e stimato lo era davvero Zanesco. Originario di Bressanone, era una guida alpina molto affermata anche oltre i confini dell'Alto Adige, grazie all'azienda Enrosadira, di cui è stato fondatore e con cui si occupava di accompagnare turisti appassionati alla scoperta delle meraviglie degli scenari dolomitici. Una fama testimoniata anche dal fatto che solo pochi giorni fa aveva portato il famoso regista americano Oliver Stone assieme alla moglie sul Lagazzuoi per illustrargli i luoghi dove si è combattuta la prima guerra mondiale. Una vita dedicata all'alpinismo, quella di Diego Zanesco, che ha sempre vissuto la montagna come una passione prima che una professione. Noi facciamo le guide di mestiere, ma fondamentalmente facciamo quello che è la nostra passione, quindi questo è, noi andiamo in montagna perché ci piace andare in montagna, in un modo o nell'altro. Questo dunque quanto accaduto sulle Dolomiti. Un'altra notizia di cronaca nel Vicentino con un incidente mortale a Cogollo del Cengio. Un'auto si è ribaltata sulla strada provinciale 350. Cogollo del Cengio, tragedia della strada sulla provinciale 350. Un uomo di 52 anni di Piovene Rocchette perde la vita. L'auto su cui viaggiava sbanda, colpisce il guardrail e nell'urto si rovescia. Ferito ma non in pericolo di vita il 27enne che viaggiava con lui e che una volta stabilizzato è stato trasportato in ospedale a Sant'Orso. Ai soccorritori del SUEM 118 e dei vigili del fuoco accorsi da Schio è apparso subito chiaro che per il conducente non c'era niente da fare. Sulla stessa auto viaggiava anche un cane che è rimasto illeso e che è stato preso in custodia dai pompieri. Sul posto anche i carabinieri delle stazioni di Arsiero e Piovene e gli agenti della polizia locale del Consorzio Alto Vicentino. Si è tolto la vita invece Enrico Rigato, l'ex broker truffatore di Vigonovo. Il corpo è stato ritrovato all'interno della sua abitazione dai vigili del fuoco. Non rispondeva più al telefono Enrico Rigato, il broker di Vigonovo, noto per aver truffato un centinaio di persone sottraendo loro circa 10 milioni di euro. I vigili del fuoco lo hanno trovato morto stamattina all'interno della propria abitazione a Vigonovo. Quello di oggi è l'epilogo purtroppo molto triste di una vicenda già di suo dolorosa per tanti e per molti anche vigonovesi. Assicurava ai propri sprovveduti clienti di convertire in operazioni bancarie eseguite nelle piattaforme di trading online ingenti somme di denaro ricevute in nero. Secondo il Codacons, tutta la documentazione rilasciata ai clienti sarebbe solo carta straccia. Fidelizzava gli investitori diventando loro amico, frequentando abitazioni e condividendo cene dal tenore alquanto sostenuto, che prontamente pagava con risorse economiche contanti di dubbia provenienza. Le minacce nei suoi confronti erano all'ordine del giorno. Con questo gesto estremo ha così fatto perdere quasi definitivamente le speranze a chi ancora cercava di recuperare i propri soldi depauperati. Lascia tuttavia aperta una luce di speranza il sindaco di Vigonovo Luca Martello. La speranza insomma è che nonostante l'epilogo di oggi per tutti loro e per quanti appunto meritano di essere così tutelati dalla giustizia ci sia modo in futuro di poter contare su questa
su una soluzione finale che metta chiarezza e che dia a tutti il più possibile la possibilità di tornare in possesso anche di quanto hanno investito. È stata invece archiviata l'indagine sulla morte dello studente bassanese 18enne Matteo Cecconi. L'ipotesi era quella di istigazione al suicidio. La procura ha archiviato l'indagine sulla morte di Matteo Cecconi, lo studente bassanese di 18 anni che nell'aprile di 2 anni fa si è ucciso nella sua cameretta mentre era collegato con un gruppo di coetanei durante una pausa delle lezioni online. A dare la notizia è il papà Alessandro con un post sui social pubblicato nelle scorse ore. La giustizia stava verificando se ci fossero i presupposti per il reato di istigazione al suicidio, vista la dinamica della vicenda. Ma per chi ha condotto l'indagine non ci sarebbero i presupposti per collegare direttamente il forum con la scelta del 18enne. Matteo, infatti, aveva acquistato sul web i farmaci con i quali si è tolto la vita e le sue intenzioni sarebbero state a questo punto la motivazione principale, forse unica, per mettere in pratica il suo gesto estremo. Una conclusione che lascia evidentemente attonita e scontenta la famiglia del ragazzo e il papà è molto duro su quanto è accaduto. Gli unici che l'hanno saputo e l'hanno spinto, dandogli un metodo e facendogli credere che fosse l'unica soluzione possibile, scrive Alessandro sulla sua pagina Facebook, sono stati gli utenti e gli amministratori del sito. Il padre prosegue avvertendo della pericolosità di siti in cui giovani e giovanissimi possono apprendere un metodo per uccidersi e rivela di aver cercato di far capire alle aziende che vendono il veleno che questo può essere utilizzato solo da professionisti. Avvertimenti e richieste che sono rimasti inascoltati, ma il papà di Matteo si rammarica anche del fatto che l'inchiesta non sia stata incardinata ad altre che seguono lo stesso filone in Italia e all'estero. Non è possibile, dice, accettare che un mondo virtuale laido e perverso sia disponibile a migliaia di bambini, ragazzi e adulti tramite una tastiera. Poi la considerazione finale. Per salvare i nostri figli, dice, bisogna salvare i figli degli altri. Queste dunque le considerazioni di Matteo Cecconi che, come avete sentito, aveva dato tramite i social l'annuncio dell'archiviazione delle indagini sulla morte del figlio Matteo. L'ipotesi, la ricordiamo, era di istigazione al suicidio. Noi siamo andati proprio a incontrare il papà di Matteo. Per la procura nessuno colpevole per la morte di Matteo Cecconi, il 18enne che si è tolto la vita ingerendo una dose massiccia di farmaci acquistati online mentre era collegato in DAD durante una pausa dalle lezioni. Una decisione che crea rabbia, dolore, delusione e il papà di Matteo, Alessandro Cecconi, al telefono è molto duro. Il messaggio che arriva è che questo tipo di indagine in Italia probabilmente non è interessante. Non è interessante fermare e bloccare un sito che porta queste informazioni e le porta a tutti, a ragazzi, a bambini, perché ci sono anche bambini dalle vittime, ad adulti, a persone fragili, a persone in difficoltà. Il messaggio che arriva è che sembra non sia importante indagare su questo. Poi la legge ha fatto la sua parte. Quello che a noi è dispiaciuto è appunto che non ci sia stato un approfondimento. Noi abbiamo capito la motivazione della sentenza, la vediamo in maniera diversa perché per noi era evidente che Matteo avesse trovato le informazioni in quel sito, ha usato e fatto esattamente il metodo che era indicato nel sito e siamo dispiaciuti proprio perché non ha avuto un approfondimento. C'erano altri casi in Italia, ce n'è uno ancora aperto a Latina, ma sono 8 i casi sicuri in Italia, ma sicuramente da quello che abbiamo visto anche dell'articolo del New York Times, a fronte di 8 casi potrebbero essere 80 i casi nascosti, perché abbiamo visto che la proporzione è di 1 a 10, per cui c'era sicuramente bisogno di approfondire. Assieme a tutti i genitori che in Italia e nel mondo hanno vissuto una simile tragedia, stanno valutando un percorso comune per contrastare questi episodi drammatici. Pensiamo che la strada migliore sia avere l'aiuto della politica, non è facile neanche questa strada, e vedremo cosa riusciamo a fare. E noi per quello che possiamo faremo il possibile perché si vada avanti in qualche modo, perché si riesca a fare qualcosa. Non sono sicuro se ce la faremo, ma ci proveremo con quello che riusciamo a fare. Consapevolezza, dolore e senso di impotenza nelle parole del genitore. Matteo aveva una volontà di morire purtroppo. Quello che ci è dispiaciuto molto è che gli unici che hanno saputo, cioè gli amministratori del sito e gli altri utenti, hanno convalidato questo suo sentire invece che cercare di aiutarlo. Matteo non ha parlato con nessuno, non è stato possibile aiutarlo.
e invece doveva avere almeno un'altra possibilità. Queste dunque le parole del papà. Noi in questo momento siamo in grado di farvi vedere alcune immagini che ci arrivano in diretta da Cordovado, dove secondo quanto è trapelato ci si dovrebbe trovare vicini a una soluzione. Lo ricordiamo, stiamo parlando del caso di Luca Orlandi, l'ingegnere che è barricato in casa oramai da 2 giorni. Ci sono state delle trattative che vi abbiamo raccontato anche nei servizi che avete visto poco fa e anche attraverso poi le stesse dichiarazioni di Orlandi, che ha postato numerosi video su YouTube. Dovrebbe esserci anche Lucio Zanato in diretta, sentiamo. Filippo. Eccoci Lucio. Sì. Filippo, mi senti? Sì, ti sento forte e chiaro. Mi sentite? Sì. Ok, perfetto, non sono inquadrato perché stiamo facendo vedere la tabaccheria dove in questo momento Luca Orlandi sarebbe all'interno con diciamo così i vertici dei carabinieri. L'operazione praticamente si è conclusa, Luca Orlandi alla fine si è consegnato e ha consegnato le armi. L'operazione era iniziata intorno alle 10 quest'oggi con i GIS che erano entrati per fare l'irruzione con anche il cane elettronico, quello per la verifica degli esplosivi. Quando noi ci stavamo appostando abbiamo sentito dei rumori, probabilmente forse ci sarà stata anche, come dire, lo scoppio di una piccola carica, ma questo lo scopriremo solo nelle prossime ore, quando ci saranno come dire, i commenti da parte delle forze dell'ordine. Dopodiché il primo segnale è arrivato quando uno dei GIS è uscito con il pollice alzato dicendo l'operazione è andata. Tutto questo è accaduto dicevo intorno dalle 10 e mezza fino alle 11 ed è andata a buon fine, nel senso che poi diciamo la soluzione è stata incruenta, a quanto pare insomma è andato tutto bene fra virgolette. Adesso, come ripeto, Luca Orlandi, 55 anni, ricordo di San Donà di Piave, e all'interno di quella tabaccheria, come vedete, siamo riusciti a guadagnare anche molto spazio rispetto ai giorni scorsi e anche già questa mattina. E poi come vedete, diciamo, adesso io allargo l'immagine, faccio vedere, sostanzialmente sono uscite, cioè non ci sono più i vigili del fuoco, non c'è più la protezione civile e quindi l'operazione può dirsi conclusa. Adesso io vi faccio rivedere ancora una volta il punto dove dovrebbe essere appunto in questo momento Luca Orlandi. Il risultato è positivo, possiamo dire così, ha anche consegnato le armi, ricordo erano 2 fucili scusate, a uso sportivo e una pistola e 500 colpi e adesso insomma staremo a vedere, ma diciamo che non c'è stato spargimento di sangue e non c'è stata violenza, e quindi questo è il lato ancora più positivo. Se hai domande, se no restituisco la linea allo studio. Grazie Lucio, l'unica richiesta che ti faccio è proprio di richiederci la linea appena ci saranno delle novità. Intanto grazie. E quindi avete sentito l'annuncio. Grazie a voi, a te la linea. Grazie, l'annuncio in diretta di Lucio Zanato. Effettivamente si è avuto il sentore che la vicenda fosse sulla via della soluzione. Adesso abbiamo avuto l'annuncio ufficialmente da Lucio Zanato in diretta da Cordovado. Naturalmente, come detto, appena ci saranno altri aggiornamenti su questa storia noi ci ricollegheremo immediatamente con la provincia di Pordenone. Continuiamo però adesso a parlare di cronaca, ci spostiamo nel Padovano per l'omicidio di Pernumia, perché resta in carcere il 25enne gambiano accusato della morte di un 27enne tunisino accoltellato lunedì sera. Fermo convalidato, resta in carcere Sana Touré, il 25enne gambiano richiedente asilo che lunedì sera avrebbe accoltellato alla gola il coinquilino Anouar El Guttaia, tunisino di 27 anni. Una lite violentissima, quella scoppiata nel casolare di via Palù Inferiore a Pernumia, che sarebbe stata causata da uno zainetto conteso che il presunto assassino avrebbe voluto indietro con la vittima opporsi.
Dopo l'omicidio, il 25enne si è rifugiato nel centro di accoglienza per richiedenti asilo di Battaglia Terme, dove è stato trovato e fermato poco dopo l'una di martedì dai carabinieri che indagano sull'omicidio. Il 25enne resta quindi nel carcere di Rovigo, dove era stato accompagnato nella giornata di martedì. Nel frattempo continuano le indagini per ricostruire l'esatta dinamica del fatto e capire di chi fosse la proprietà del casolare abbandonato e quante persone vi trovassero rifugio. Questo era dunque il servizio di Chiara Gaiani. Vi ricordo la notizia dell'ultima ora che arriva da Cordovado. Queste immagini che vedete sono girate ci sono trasmesse in diretta dalla nostra troupe. Forse sta succedendo qualcosa, poi noi vi abbiamo dato la notizia che Luca Orlandi è uscito di casa e si è costituito. Il caso del 55enne ingegnere che da 2 giorni era barricato in casa. Vedete, c'è un po' di confusione perché siamo proprio nei momenti salienti di questa vicenda che si avvia verso la soluzione. Secondo quanto abbiamo appreso poco fa dal nostro corrispondente, dal nostro collega Lucio Zanato, Luca Orlandi è uscito di casa, ha consegnato le armi e starebbe adesso parlando con le forze dell'ordine all'interno di una tabaccheria che è quella che avete visto inquadrata poco fa. Comitato per l'ordine e la sicurezza, c'è stato ieri mattina in prefettura a Treviso 2 i temi, il degrado del parcheggio a Piani e il quadrante di via Fiumicelli. Vediamo. Si è manifestato ancora il problema dei mesi scorsi con delle presenze all'interno del parcheggio. Noi nei prossimi giorni provvederemo a pulire e sanificare nuovamente il parcheggio, lo facciamo costantemente. Il parcheggio a Piani va restituito ai cittadini. Il Comitato per l'ordine e la sicurezza di questa mattina convocato in prefettura ha preso atto delle criticità segnalate dall'amministratore condominiale del centro. Esattamente un anno fa, era il 10 settembre, l'intervento all'alba di polizia, vigili e contarina portò alla luce 35 richiedenti asilo che usavano il posteggio come un alloggio di fortuna. Una storia che si ripete. All'ordine del giorno di oggi anche l'intervento delle forze dell'ordine sul quadrante di via Fiumicelli. Per i 2 ragazzi fermati nel corso di un controllo antidroga è stato disposto il DASPO per un anno verso tutti gli esercizi pubblici e locali di pubblico intrattenimento nella zona di Piazza Borsa. Soddisfatto il sindaco Mario Conte, che ha ringraziato le forze dell'ordine prese di mira durante l'operazione da coetanei dei giovani. Questo episodio è successo in Piazza Borsa, poteva succedere in qualsiasi altro quadrante di città. È evidente che quello è un punto di ritrovo per i giovani, non è un problema se si comportano bene, diventa un grosso problema se spacciano e si assumono comportamenti sbagliati e infrangono le regole. Nel momento in cui lo fanno però è giusto rilevare anche che attraverso le videocamere di sorveglianza che ci sono è prontamente intervenuta una pattuglia, che è segno evidente che era presente sul posto. Dobbiamo reagire come comunità, ha aggiunto il primo cittadino. Pochi gli strumenti, oltre al controllo del territorio e il DASPO, in mano alle amministrazioni. Presenti al comitato di questa mattina tutte le forze dell'ordine, cui è andato il ringraziamento di Mario Conte, che va ad aggiungersi a quello del presidente Luca Zaia per l'impegno profuso nella lotta allo spaccio di droga, con i 7 chili sequestrati dal nucleo radiomobile dei carabinieri nell'area di via Pisa. La droga è una piaga che va combattuta con tutte le forze. Mi fa piacere sapere che le forze dell'ordine sono sul pezzo da questo punto di vista. Noi dobbiamo lavorare sulla cultura della non droga, cioè quindi dobbiamo lavorare per far capire ai giovani che la droga va evitata, che la droga va combattuta e che la droga non porta certamente benefici. Dunque avete sentito anche un sequestro record di stupefacenti in via Pisa, sempre a Treviso, dove sono stati sequestrati oltre 7 kg di droga. Un'altra operazione si è svolta a Motta di Livenza. Se non è il sequestro del decennio, poco ci manca, perché stavolta sono 7 kg di droga che i carabinieri hanno trovato nel garage di una coppia residente in via Pisa. I militari del nucleo operativo radiomobile hanno fatto irruzione dopo giorni di pedinamenti e indagini nella palazzina, dove di fatto era stato allestito un vero e proprio bazar stupefacente tra marijuana e cocaina. Il via vai di acquirenti non è passato inosservato e così al primo momento opportuno è scattato il blitz con l'arresto in flagranza di un 30enne di origine albanese e di una
trevigiana di 36 anni. Nel corso dell'operazione i carabinieri hanno denunciato anche uno dei loro clienti, sorpreso mentre stava acquistando la merce esposta. La marijuana era già suddivisa in sacchetti, la polvere bianca avvolta nel cellophane. I due si trovano a Santabona e sono comparsi in mattinata davanti al jeep che ha provveduto alla convalida. Inoltre venivano rinvenuti anche 3 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento ed una scacciacani. Si tratta di uno dei più imponenti sequestri di sostanze stupefacenti avvenuti nella provincia di Treviso dall'inizio dell'anno. Ma la lotta allo spaccio ha toccato anche Motta di Livenza, dove nella notte è stato arrestato un 18enne italiano di origini marocchine, disoccupato e incensurato. Si trovava in un parco in atteggiamenti sospetti, con sé aveva 200 grammi di hashish e 125 euro in contanti. Anche per lui sono scattate le manette ai polsi. Una notizia che arriva da Padova perché ci sono stati controlli durante tutto il mese di agosto in provincia di Padova sui locali con slot machine da parte della Guardia di Finanza. Sono stati individuati 8 bar e una sala slot dove gli apparecchi, 9 in totale, erano in funzione anche durante la fascia oraria vietata. I titolari sono stati segnalati ai comuni che provvederanno a sanzionarli. Ed ora parliamo del Tribunale di Bassano, il Tribunale della Pedemontana, perché il Consiglio regionale del Veneto voterà martedì un provvedimento per chiedere al governo di riaprire alcuni palazzi di giustizia falciati dalla riorganizzazione di qualche anno fa. Bassano è il primo della lista. Noi ci colleghiamo adesso con Bassano del Grappa, dove c'è Ferdinando Garavello. A te la linea, Ferdinando. Buongiorno anche ai nostri telespettatori. Siamo a Bassano, siamo fra il vecchio tribunale e il nuovo tribunale, 2 gusci quasi vuoti, dei quali uno potrebbe tornare alla vita a breve, o almeno questo è il progetto. È venuto il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, è stato invitato il ministro Nordio. Si parla sempre più spesso di una possibile riattivazione di un palazzo di giustizia a Bassano che andrebbe a coprire 3 province, un numero enorme e soprattutto di attività importantissime, ma siamo in attesa di novità. Dovevano arrivare ad agosto è finito e forse è bene dare una spintarella magari a questo percorso. Pare che ci abbia pensato qualcuno in regione con un progetto, con un provvedimento che arriverà in Consiglio regionale fra pochi giorni. Ce ne parla Nicola Finco, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto. Sì, buongiorno a tutti. Dopo ovviamente la mobilitazione che c'è stata sul territorio anche negli ultimi mesi con la presenza del sottosegretario, ma anche l'attenzione che c'è stata da parte dei tanti amministratori comunali, ma anche degli ordini professionali, come Regione del Veneto, come Consiglio, abbiamo deciso di presentare un progetto di legge statale proprio che vada nella direzione di altre 7 regioni a livello nazionale che chiedono sostanzialmente al governo di rivedere quella che è la geografia giudiziaria che è stata approvata ancora nel 2012, che ha visto la soppressione del nostro tribunale. Quindi noi come Regione del Veneto, dopo aver adottato una delibera, una risoluzione, adesso andremo in aula martedì, approveremo questo progetto di legge che inizierà poi un iter a livello parlamentare assieme agli altri testi e mi auguro assieme anche a una nuova geografia giudiziaria che sarà portata avanti proprio dal governo, proprio per chiedere ovviamente l'apertura del nuovo Tribunale della Pedemontana. In questa maniera tutti i tasselli sono al loro posto, perché il territorio ha risposto in maniera compatta su questa scelta di apertura del nuovo tribunale. Ora ovviamente la palla passa al governo e al Parlamento, che speriamo quanto prima metta veramente in risalto il lavoro fatto dal territorio, ma soprattutto ci permetta di riaprire questo importante edificio che è fondamentale per le imprese e per i cittadini del nostro territorio. Siamo qui, dicevamo, fra il vecchio tribunale e il nuovo tribunale. Questo è un progetto, possiamo definirlo pilota a livello nazionale, perché Bassano è un unicum in questo momento. È proprio il primo progetto che viene portato avanti per la riapertura di tribunali soppressi. Siamo, vicepresidente, in una città che doveva diventare una sede di provincia in pratica e che invece adesso lotta per avere dei servizi. Guardate cosa sta succedendo con il tribunale, ma non solo.
Sì, è un territorio che da tanti anni purtroppo deve lottare per mantenere dei servizi essenziali per la popolazione. Stiamo parlando oltretutto di un territorio molto importante, non siamo alla periferia dell'impero, ma siamo uno dei centri produttivi più importanti del Veneto e del nord-est. Abbiamo ovviamente tantissime aziende, tantissime imprese, ma ogni giorno, stiamo parlando oggi del Tribunale, ma fino a qualche settimana fa parlavamo addirittura del commissariato di polizia. Oggi, grazie all'interessamento del ministro Salvini, sono stati stanziati i fondi per realizzare nuovo commissariato, ma c'è il problema dell'archivio di Stato, c'è il problema dell'ospedale che negli ultimi mesi ha visto ovviamente qualche difficoltà e sul quale ovviamente bisogna riportare l'attenzione dell'intero territorio. Quindi ogni giorno dobbiamo continuare a lottare per mantenere dei servizi che insomma ci dovrebbero essere garantiti, visto che siamo cittadini che ogni giorno paghiamo le tasse. Però insomma il territorio lo vedo bello compatto e ricordiamoci sostanzialmente anche che questa non è una battaglia che riguarda solamente la città di Bassano, ma deve essere una battaglia che riguarda tutto il territorio bassanese, perché ovviamente questi importanti presidi hanno sede a Bassano, ma danno un servizio importante a un'area che, ripeto, è una tra le più importanti del nostro Veneto. Con questa considerazione e con una considerazione che va a braccetto, ovvero il fatto che se mancano dei riferimenti politici importanti, alcuni territori rischiano di zoppicare davvero anche nel nostro Veneto, che pure è molto coperto e pure ben servito. Noi ringraziamo il vicepresidente del Consiglio regionale. Grazie a voi. E vi cediamo la linea. Grazie a Ferdinando Garavello e a Nicola Finco, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto. Quindi queste le ultime novità per quello che riguarda il Tribunale di Bassano. Noi adesso ci spostiamo e continuiamo a parlare di politica e ci spostiamo a Padova, dove ha fatto tappa Flavio Tosi per il tour regionale del coordinatore di Forza Italia. Tra l'altro nel partito non si escludono dei nuovi ingressi eccellenti, ma sentiamo, ci racconta tutto Chiara Gaiani. Quella che può essere considerata la campagna acquisti in tutto il Veneto del coordinatore regionale di Forza Italia Flavio Tosi ha toccato oggi il Veneto. Tra chi rientra all'interno del partito dopo aver lasciato Fratelli d'Italia anche l'ex consigliere regionale Massimiliano Barison, ma non si escludono nuovi ingressi eccellenti. Allora sentiamo l'intervista che abbiamo raccolto con il collega Cristian Roque Allende. Il prossimo a entrare in Forza Italia potrebbe essere Roberto Marcato? Allora, ci saranno sicuramente altre persone di provenienza del mondo del centrodestra, anche civico, che sono delle figure di riferimento importanti in Veneto, che entreranno, torneranno, si avvicineranno a Forza Italia. Questo dopo i nomi non è, per correttezza e lealtà non è giusto dirlo. Quindi non è un no, non entra Roberto Marcato? Ma guardi, allora io ho avuto l'indicazione dal nostro presidente Silvio Berlusconi e dal segretario Antonio Tajani di allargare la base di consenso di Forza Italia con persone di centrodestra che abbiano capacità di governo. E quindi l'escludere non fa parte della cultura politica di Forza Italia. Le affermazioni di Gio Formaggio lei come le ha vissute? I veneti devono avere la pelle bianca? Allora, io Gio lo conosco ed è un provocatore perché lo conosco e lo conosciamo tutti. Dopodiché stavolta è andato decisamente oltre, perché quello è inaccettabile. Cioè, tu non puoi distinguere sul colore della pelle, questa è una cosa neanche con una battuta. Quindi la provocazione, perché ripeto il Gio lo è, però stavolta è andato su un confine che è invalicabile. Questo dunque è Flavio Tosi da Padova, intervistato da Chiara Gaiani. Avete sentito, non si esclude, sarebbe clamoroso un ingresso di Roberto Marcato, l'attuale assessore alle attività produttive della regione in Forza Italia. Naturalmente in questo momento Roberto Marcato è della Lega. Vi ricordo ancora una volta quella che è la notizia dell'ultima ora e si riferisce al caso di Cordovado, perché Luca Orlandi, l'ingegnere che si era barricato in casa da poco più di 2 giorni, circa 50 ore, si è consegnato alle forze dell'ordine, ha consegnato anche le armi. Le immagini che state vedendo arrivano in diretta proprio da Cordovado, la zona comunque in cui si trova ancora Luca Orlandi con le forze dell'ordine è ancora recintata, la vediamo inquadrata da lontano. Tra poco vi daremo comunque altri aggiornamenti su questa vicenda che in ogni caso è arrivata
arrivata al suo epilogo, ed è un epilogo fortunatamente senza gravi conseguenze. Noi adesso però invece ci spostiamo a Conegliano, perché c'è stata la posa della prima pietra del nuovo ospedale, e per noi c'è in collegamento Francesca Bozza. Te la linea, Francesca. Buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo insieme al Presidente della Regione Luca Zaia, grazie per essere con noi Presidente. Posa della prima pietra di una nuova componente dell'ospedale di Conegliano, fondamentale per tutta la comunità. Beh, sono quasi 60 milioni di euro, oserei quasi dire che è un nuovo ospedale, visto considerato, stiamo parlando di un grande, nuovo, funzionale pronto soccorso, tutto il reparto materno-infantile, quindi l'ostetricia, punto nascite, e ginecologia e tutto, e poi tutte le terapie intensive, visto considerato che noi abbiamo già realizzato la piastra chirurgica. Detto questo, stiamo parlando di, si immagini solo, quasi 300 posti letto, sono 288, stiamo parlando di 28.000 metri quadrati, vuol dire che questo sarà un ospedale di 3 ettari. E questo per dare una dimensione dell'investimento che si fa, in una logica di investimenti che stiamo seguendo in tutto il Veneto. Direi che questo forse arriva da buon ultimo, visto considerato che abbiamo realizzato tanto in giro per il Veneto. Ho ereditato 68 ospedali, ne riconsegno 68, ma sicuramente molto più in ordine e sicuramente molto più attrezzati. Si pensi solo al tema dei robot chirurgici, quando sono arrivato io forse c'erano 2 o 3, oggi ce ne sono quasi 40. Chiaramente poi tutti si aspettano la grande cittadella della salute di Treviso, insomma ormai il conto alla rovescia. Ma sì, anche lì andremo ormai definitivamente ad aprire, è realizzata, ci sono già dei reparti dentro, abbiamo in programma di fare proprio l'apertura finale. Anche lì sono quasi 300 milioni di euro investiti e stiamo parlando di un policlinico universitario, ha ormai una decina di cliniche universitarie, e soprattutto grazie al lavoro della nostra amministrazione Treviso ha la facoltà di medicina e chirurgia, cioè il ragazzo si iscrive, lo studente si iscrive il primo anno e esce da quell'ospedale con la laurea in medicina e chirurgia. A me non sembra proprio una roba da poco. È vero che magari abbiamo abituato i veneti a grandi novità, la chirurgia, le Olimpiadi e altre robe, però insomma questi erano sogni fino a qualche anno fa. Una risposta alla carenza di medici, lei lo ha detto, insomma ci mancano all'appello 3.500 camici bianchi che non ci sono in questo momento. Ma guardi, io sono quello più arrabbiato, ancora più arrabbiato di chi magari è in attesa di una visita, però per fare la visita ci vogliono i medici. A noi ce ne mancano 3.500 e fermi tutti, non è che mancano a noi e gli altri ce li hanno, ne mancano 50.000 in Italia, il problema è che abbiamo noi, ce l'hanno tutti. È stata sbagliata la programmazione della formazione dei medici e quindi la programmazione dell'università. E negli anni passati, io ricordo quando mi sono iscritto all'università a fine anni 80, ci dicevano non iscrivetevi a medicina, tanto io mi sono iscritto a veterinaria perché sareste dei disoccupati. La verità è che poi i cinquantenni che oggi vorremmo avere, i miei coetanei, non sono medici. Quindi adesso si sta recuperando a livello nazionale con le nuove norme per avere medici, ma questi 3.500 che mancano a noi dei 50.000 italiani, se avessimo 3.500 ambulatori virtualmente potrebbero fare almeno 35.000 visite al giorno, se ne dessimo 10 a testa. 35.000 visite vuol dire non aver più liste d'attesa, quindi il problema è questo, non il fancazzismo del medico che non visita o dell'operatore che non ti fa i raggi o altre robe del genere, perché a volte non passa sta idea che c'è il personale ma fa altro. Non è così, perché questa sanità oggi, anche quest'anno, chiude il suo bilancio con 80 milioni di prestazioni sanitarie erogate. Questi sono i numeri. E non sono 80 milioni di fantasmi quelli che sono entrati in ospedale. Ne entrano 2 milioni ogni anno in pronto soccorso e qualcuno li visita. Attendi troppo in sala d'attesa. Certo, se avessi il doppio del personale potrei permettermelo, ma non riesco a trovarlo sul mercato, attenderesti metà tempo. Proprio liste d'attesa è un tema sul quale la Regione sta lavorando dal post pandemia. Stiamo lavorando, siamo partiti con 500.000 prestazioni in evase, adesso dai 500.000 siamo arrivati a 40.000 e direi che pian piano recuperiamo. Guardi, io esprimo totale vicinanza a chi magari ha difficoltà ad avere un appuntamento, avere una risposta, però ripeto, nel mare magnum questi sono i numeri, ma ripeto, non è un problema del Veneto, è un problema generale, che non vuol dire che ma il comune è mezzo gaudio, ci mancherebbe. Noi dobbiamo essere sempre più bravi degli altri, però mancano i medici, 50.000 a livello nazionale, dei quali 3.500 in Veneto. Anche perché aumentano le richieste di prestazioni. Aumentano, dice bene lei, le richieste, perché quest'anno chiuderemo con più 20%, vuol dire che a parità di popolazione abbiamo più 20% di richieste.
Ultimissima domanda proprio legato al Covid, perché aumentano i casi nell'RSA. Vi preoccupa questo e pensate che potrebbero essere analizzate nuove misure come erano state fatte nel passato? Ma ci preoccupa perché anche se fosse una banale influenza, nel momento in cui hai infezioni virali all'interno di RSA, noi abbiamo 30.000 ospiti in RSA, su 300 RSA, capisci che se ti entra un virus influenzale in un RSA, i fragili, se vengono colpiti, vanno in difficoltà. È esattamente questa la nostra preoccupazione. Dopodiché vi ricordo che le RSA hanno una gestione privata, cioè non dipendono da noi, perché qualcuno mi dice ma in quella RSA si usa la mascherina, nell'altra no, in quella RSA si entra col camice, nell'altra no, in quella RSA non si può entrare, cioè, queste non sono decisioni nostre perché sono autonome, le RSA non sono della Regione. Grazie al Presidente della Regione Zaia, lo lasciamo ai suoi impegni, da Conegliano è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Francesca Bozzi, al Presidente Zaia da Conegliano, dove c'è stata la posa della prima pietra del nuovo ospedale. Noi torniamo a parlare di quella che è stata definita la casa di riposo degli orrori a San Donà di Piave. Barresi, accusato di aver usato violenza ad 8 anziane, ha scritto una lettera in cui ammette le sue colpe. Sostiene di essere malato da sempre, chiede perdono e assicura che intende scontare in carcere la pena che gli sarà inflitta. Lo scrive in una lettera in cui confessa le violenze sessuali commesse a danni delle anziane ospiti nella casa di riposo in cui lavorava Davide Barresi, il 54enne siciliano tra i principali imputati nel processo sulla casa di riposo monumento ai caduti di San Donà di Piave, rinominata degli orrori. Il documento è stato presentato in udienza preliminare a Venezia dal suo legale, l'avvocato Giorgio Pietramala, che ha chiesto anche una perizia psichiatrica, respinta però dal giudice. A Barresi, in carcere dall'anno scorso, vengono contestate complessivamente 8 violenze in 2 diversi fascicoli che poi verranno uniti. Per lui il processo si svolgerà con rito abbreviato. Nel frattempo la procura ha ricostruito un quadro terrificante sugli abusi commessi nella struttura. Decine gli anziani maltrattati, picchiati, umiliati. 9 i dipendenti coinvolti, tutti licenziati a giugno. Dunque questo gli ultimi aggiornamenti per quello che riguarda il caso delle indagini sulla casa di riposo di San Donà di Piave. Noi rimaniamo in provincia di Venezia perché come ogni prima domenica di settembre la città si sta preparando a uno degli appuntamenti più pittoreschi dell'anno, è quello della regata storica. Noi siamo in collegamento in diretta da Venezia con Ilaria Marchiori, che vedo in compagnia di Giovanni Giusto. A te la linea, Ilaria. Sì, buongiorno Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono giornate caldissime queste per Venezia, non solo la mostra del cinema al Lido, ma appunto domenica, come hai anticipato, ci sarà la regata storica. Qui insieme a noi per parlarne il consigliere delegato alle tradizioni del Comune di Venezia, Giovanni Giusto. Tutto è iniziato ieri con la benedizione dei gondolini, ma si continua oggi, domani, per arrivare poi alla giornata storica di domenica. Sicuramente tutto è incominciato più di un mese fa, perché l'organizzazione è sicuramente vastissima, importante, soprattutto perché tutto domenica nel giro delle 3 ore in cui si svolge la regata storica tutto corri perfettamente come quasi sempre accade. Ecco, quindi ieri è stata una giornata importantissima, è quella tradizionale dove vengono benedetti in pratica non soltanto i vogatori che parteciperanno alla regata, ma anche i gondolini. Questo lo vuole la tradizione, che dopo aver percorso il Canal Grande presentandosi alla città, cioè tutte le imbarcazioni che agonisticamente si confronteranno domenica, sono approdati in campo della Madonna della Salute, anche per ritirare le fasce colorate che contraddistinguono gli equipaggi. Domenica sarà sicuramente un momento importante per Venezia, lo è una sorta di appuntamento dove si possono anche tirare le somme, se vogliamo, perché è una dimostrazione. Attenzione, perché quella di domenica non può essere ridotta, la regata storica, a uno spettacolo per turisti. Mai, poi mai, è la festa dei veneziani, dove i turisti possono sicuramente assistere, anzi ne siamo anche orgogliosi, ma sono i veneziani i protagonisti e con la loro presenza di un'attività poi tra l'altro che si conclude il giorno della storica, conclude una stagione intera dove dedicano tempo sicuramente anche lontani dalla famiglia eccetera per allenarsi e tutto, dimostrano che comunque Venezia, a differenza dei brutti messaggi, falsi messaggi che passano,
che Venezia è morta, ecco, domenica dimostriamo proprio il contrario. E lo dimostrate, è giusto, anche con una presenza dei giovanissimi. Bravissima, infatti la cosa più importante anche che è caduta è quella del rinnovamento, e per farlo ho imposto 18 anni fa ormai, va bene, quelle che sono le categorie dedicate ai bambini, perché i veneziani nel mondo, i bambini comunque apprendessero e acquisissero immediatamente quelle che sono le opportunità per chi gode comunque di uno spettacolo, non solo, ma di una unicità come è il nostro ambiente, cioè la laguna, va bene, si avvicinassero immediatamente. E così è successo, perché 18 anni fa ho inventato, lo dico spavaldamente ma con grande orgoglio, perché è una delle cose maggiormente hanno funzionato per la continuità, ho inventato le categorie delle scie e delle macciarelle, bambini dai 6 ai 13 anni che comunque si confronteranno, ma che sono quelli che hanno iniziato 18 anni fa con la prima regata e che oggi, dopo 18 anni, sono i confermatissimi dei vertici del mondo agonistico della voga veneziana, sia maschile che femminile, perché saranno gran parte di loro protagonisti domenica in regata storica. E prima di salutarci lei ha anche un messaggio. Questo è rivolto ai gufi. Siamo stanchi, malgrado il forte lavoro, il contributo da parte di tutti, del mondo delle remiere, dei veneziani eccetera, che lavorano ogni anno perché Venezia continui, e sta continuando. Ai gufi che domenica saranno seduti tranquillamente sulla loro poltrona oppure al mare, in spiaggia, a prendere il sole, che sono quelli che dopo criticano chi invece domenica sta lavorando e sta dimostrando, a loro diamo un bel messaggio. Se non siete anche voi in Canal Grande domenica, non siete veneziani. E su questo messaggio io ringrazio Giovanni Giusto, qui da Venezia, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori, grazie a Giovanni Giusto, che è consigliere comunale delegato alle tradizioni del Comune di Venezia, nonché un'autorità indiscussa anche per quello che riguarda le tradizioni della città di Venezia. Noi vi diamo anche notizia, tornando alla cronaca, di un incidente avvenuto alle 9:30 di ieri sera. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Triestina Ceggia per un'auto finita in un fossato contro il muretto di cemento del passaggio d'ingresso di un'abitazione. 3 persone sono rimaste coinvolte, 2 i feriti. I pompieri accorsi da San Donà hanno messo in sicurezza l'auto e prestato il primo soccorso fino all'arrivo del personale del SUEM. I 2 passeggeri rimasti feriti sono stati stabilizzati dal personale sanitario per essere trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Alle 22:35 sempre la squadra di San Donà, con il supporto dell'autogru di Mestre, stiamo parlando naturalmente dei vigili del fuoco, è intervenuta poi in via Persegheri a Noventa di Piave per un altro incidente, questa volta un'automobile finita sul cordolo di cemento che delimita un marciapiedi. Si registra un ferito. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'auto, mentre l'autista è stato preso in cura dal personale del 118. Noi ci fermiamo per un istante, ci vediamo tra poco. Bentrovati in diretta con Focus TG, si avvicina l'inizio di un nuovo anno scolastico e per quello che riguarda invece l'anno accademico, quello delle università, si torna a parlare di caro affitti. Ricorderete la protesta degli studenti universitari su questo tema. Purtroppo dalle notizie che ci arrivano dalle varie città universitarie, anche del Veneto, non è cambiato niente, per cui da parte degli studenti non si esclude una nuova protesta. Noi ci colleghiamo adesso in diretta con Valentina Visentini, che assieme col supporto tecnico di Federico Cibotte è proprio in compagnia di un rappresentante degli studenti universitari di Padova. A te la linea, Valentina.
Buongiorno da Padova, davanti all'università. Ci eravamo lasciati con Domenico Amico, rappresentante degli studenti UDO, a maggio, quando con le tende eravate accampati qui sotto per chiedere insomma interventi da parte del governo e della regione in merito di alloggi per gli studenti universitari. Purtroppo a settembre siamo qui per raccontare che la situazione non è cambiata molto, perché gli studenti stanno ritornando in città dopo la pausa estiva. Ricominciano le sessioni di esami, ma anche l'anno accademico tra qualche settimana, eppure gli affitti, secondo appunto le statistiche, ancora sono alti, 400 euro in media il costo di una stanza singola. Sì, pensiamo che in 3 anni di crisi abitativa come possa effettivamente cambiare il problema se il Ministero, se il Governo, se le regioni o le amministrazioni non si impegnano per questo tema. A maggio eravamo con le tende, siamo anche molto delusi dalla condizione di settembre, ma lo sapevamo che le stanze costavano intorno ai 400-450 euro. Non avevamo bisogno di una statistica, già lo vivevamo a maggio, lo stiamo vivendo tuttora a settembre ed è veramente deludente dover una volta denunciare questa condizione. Stanno per tornare gli studenti e sta per crearsi una bolla anche a Padova e sta per tornare una grande emergenza abitativa. Avete incontrato l'ESU sempre lì in quel periodo a maggio, c'era la promessa di nuovi alloggi, dovrebbero arrivare qualcosa o sono comunque insufficienti? Servono interventi strutturali. Se parliamo di 71.000 studenti iscritti all'Università di Padova non possiamo pensare che con 90-100 posti riusciamo a risolvere effettivamente un tema che ormai non è più marginale ma riguarda anche il diritto allo studio, perché tantissimi studenti e studentesse ci stanno scrivendo: ma se non riesco a trovare casa cosa farò? Cosa devo fare? Devo disiscrivermi dall'università? E a questa domanda come si può rispondere effettivamente se è difficile in sé per sé il tema? Quindi insomma non escludete che si possa ritornare alla protesta con le tende qui sotto? Ma ci saranno sicuramente diverse modalità di nuovo di protesta, perché l'obiettivo rimane sempre quello di risolvere anche il problema, quindi che siano le tende, che siano di nuovo le proteste a questo punto anche davanti alla regione. La regione deve in fase anche di bilancio iniziare seriamente a pensare a investimenti sul diritto allo studio. Sono 10 anni anche che protestiamo perché vogliamo nuove residenze, in più adesso ci saranno sicuramente il problema degli idonei non beneficiari, quindi studenti e studentesse anche fuori sede che vengono a vivere a Padova ma che non avranno anche la borsa di studio, e ricomincerà quel periodo in cui per una volta per tutte chiediamo alla politica che prenda seriamente in considerazione questo tema. Allora ringraziamo Domenico Amico, rappresentante degli studenti UDO di Padova, e dall'università è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentina in collegamento da Padova. Noi parliamo adesso della polemica nazionale che hanno scatenato le affermazioni di Gio Formaggio, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che ospite del nostro direttore Luigi Baccialli ha fatto in una puntata piuttosto movimentata di Focus. Voglio vedere il Veneto con la maggioranza dei cittadini di colore scuro. Posso dirlo in televisione senza andare in galera? Voglio vedere la maggioranza dei cittadini veneti che siano di pelle bianca. Posso dirlo o no? Oggi sono andato in Viale Milano a Vicenza, sembrava di essere in Africa, non ho visto una persona, ero l'unico bianco e mi faceva... Ma che bianco, sei marrone! Non mi piaceva professore, e non piace alla maggioranza delle persone. No, è un discorso razziale. Ma ho capito che io sono stato anche comandando questa roba, però la maggioranza delle persone per strada la pensa così. Diventa un caso nazionale l'uscita di Gio Formaggio, ospite a Focus del direttore Luigi Baccialli, e sulle parole del consigliere regionale, già sindaco di Albettone, arriva una pioggia di polemiche. Gio Formaggio è ignorante perché non sa e non conosce la realtà veneta. È una realtà fatta di italiani, stranieri, immigrati di prima, seconda e anche terza generazione. I figli di quei lavoratori che ho citato prima sono iscritti alle nostre università, sono i futuri dottori, i futuri insegnanti, i futuri architetti e i futuri medici che concorreranno a fare l'Italia del futuro. Non rendersi conto che questa è la realtà significa agitare spettri che incattiviscono le persone e non fanno il bene del Veneto.
Queste le accuse del PD, mentre i rappresentanti locali di Fratelli d'Italia difendono il consigliere. Innanzitutto esprimo solidarietà all'amico e consigliere regionale nonché collega di partito Gio Formaggio. Ecco. E io ho visto attentamente tutta la discussione che è avvenuta lunedì a Focus e insomma estrapolare la sua espressione per diciamo incriminare di qualche reato che appunto è relegabile all'opinione di una persona mi sembra assurdo, perché lui ha posto una domanda legittima, lecita, in un contesto dove comunque la discussione era abbastanza animata, perché voleva Gio, come ha detto anche nei minuti precedenti, mettere in evidenza il problema dell'immigrazione clandestina, poi in maniera colorita, senz'altro. Anch'io ho detto settimana scorsa lo stesso concetto a Focus, ecco, non è insomma scoppiato nessun caso. Sembra che quando parla Gio Formaggio bisogna assolutamente creare il caso. E nel tardo pomeriggio sono arrivate le scuse di Formaggio, che spiega di aver dato vita a un ragionamento provocatorio per mettere al centro la questione dell'immigrazione clandestina. Un ragionamento che, estrapolato dal contesto in cui è stato pronunciato, avrebbe assunto un significato lontano da quello che il consigliere regionale intendeva esprimere. Formaggio non cerca però giustificazioni e ammette di essere pentito di frasi così lontane dal suo pensiero e da quello del partito. Lo stesso Formaggio condanna il razzismo e sottolinea di aver voluto solo denunciare una situazione legata all'immigrazione clandestina in Veneto. E tra le reazioni per quanto affermato da Gio Formaggio c'è anche quella di Francesca Benciolini, assessore al Comune di Padova. Sentiamo. Un marito e 3 figli, una biologica, uno adottato, uno affidatario. È la famiglia veneta doc di Francesca Benciolini, assessore del Comune di Padova nella giunta guidata da Sergio Giordani, che la diversità del colore della pelle dei suoi figli la considera una grande ricchezza. I suoi figli non sono tutti bianchi. No, non sono tutti bianchi, ma questa è proprio una famiglia, come ce ne sono tante in Veneto, in Italia, in giro per il mondo oggi. Siamo appunto mescolati, le famiglie sono varie e ognuno di noi vive la sua esperienza e le persone sono persone a prescindere dal colore della pelle, anzi nella bellezza di una varietà che è anche diversità di colore di pelle. Orgogliosa della mia famiglia veneta di tutti i colori, ribadisce l'assessore Benciolini, che così spiega la sua reazione, senza mai citarlo, alle dichiarazioni del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Gio Formaggio, che nel corso di Focus, l'approfondimento condotto su Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, condotto dal direttore Luigi Baccialli, ha ribadito con forza: voglio vedere la maggioranza dei cittadini veneti che hanno la pelle bianca. Le dichiarazioni del consigliere regionale Gio Formaggio sono distanti da quella che è la sua realtà. La mia realtà, ma credo anche dalla realtà di un Veneto che è da millenni in contatto con le culture di tutto il Mediterraneo, di tutto il Nord Europa, dell'Asia, nel senso che siamo una terra che ha ricevuto e ha dato continuamente contatti. Abbiamo un'università che ci ha portato sul territorio persone della cultura di tutti i mondi, da quello arabo a quello dell'Europa. Abbiamo il commercio, Venezia era una città in contatto con il mondo di allora e anche oggi è luogo di incontro e di incroci, e questo è il Veneto, è inutile negarlo. Se non coltiviamo il senso di appartenenza nelle persone che abitano, vivono, fanno la nostra comunità, come pensiamo di creare coesione sociale, benessere e felicità? Spiega Benciolini, che conclude: pensare che il colore della pelle sia ancora un problema è una discriminante. Siamo a 60 anni dal famoso discorso I Have a Dream di Martin Luther King e ancora stiamo a guardare il colore della pelle e a decidere se questo è un elemento che distingue e fa migliori le persone. Credo che sia veramente una lontananza abissale rispetto alla realtà, e da una persona che governa, che amministra, ci aspettiamo se non altro un piano di realtà. Adesso voltiamo decisamente pagina, perché tutto è pronto per l'inizio della Fiera del Zoco, la più antica fiera del Veneto, che si svolge a Grisignano di Zoco. Oggi c'è stata la presentazione ufficiale a Due Ville, dove è in collegamento per noi Daniele Garbina. Te la linea, Daniele. Buongiorno, grazie della linea. Siamo a Due Ville, siamo in un luogo meraviglioso, le Osei del Risorgimento del Bacchiglione. In compagnia con me c'è il sindaco di Grisignano di Zoco, Stefano Lein. Buongiorno a tutti. Non è un caso che siamo qui alle Risorgive, dove nasce questo corso d'acqua che scorre dall'est vicentino per passare nella nostra città, una città d'arte del Palladio,
peraltro nato a Padova, e questo corso d'acqua prosegue il suo percorso anche nel territorio padovano, e quindi ecco questa congiunzione un po' anche tra questi due territori che simboleggiano quello che da sempre è la fiera, un'area di incontro, come abbiamo peraltro trovato in alcuni scritti storici, terreno di incontro dove avvengono questi scambi commerciali, avvengono già dal tempo del Medioevo, ed eccoci qui che annualmente noi con la nostra antica Fiera del Soco promuoviamo appunto questi scambi, e non solo. Oggi siamo qui per promuovere, oltre a quello che sono gli scambi commerciali, stante la grande valenza che sappiamo avere con i grandi numeri di visitatori, la vetrina, una vetrina di marketing territoriali a favore dei prodotti, dei territori, dei nostri comuni anche contermini e delle loro proprietà. Ecco, diciamo subito, non l'abbiamo detto subito, ma siamo qui per l'inaugurazione oggi. L'evento principale di presentazione, insomma, della Fiera del Soco, che avverrà tra l'8 e il 14 settembre. Ecco, una settimana intensa, qui ci sono anche delle novità, abbiamo Viacqua oltretutto, no? Che è presente, più anche dei comuni che non erano presenti fino ad ora. Sì, abbiamo la riconferma del comune di Brendola, abbiamo la new entry del comune di Caldogno, che per promuovere e valorizzare quella che è questa spettacolare villa che c'è in Caldogno e che merita di essere vista, e pertanto avrà modo, assieme al comune di Gruno delle Badesse, con il riso delle Badesse, famosissimo in Italia sicuramente, di promuovere questi prodotti a favore di tutti i visitatori che ci saranno in fiera. Ringrazio Viacque perché da quando ho proposto anche la presenza di Viacqua, devo dire che è simbolico perché l'acqua è un prodotto naturale, e l'acqua, come siamo qui nelle risorgive, nasce appunto da quello che sono l'acqua che è arrivata dalle montagne e che attraverso le rocce passa e poi qua sfocia come quest'anno sarà la nostra fiera, che rinasce dopo 2 anni e passa di Covid. Vero che l'anno scorso siamo riusciti a fare la fiera, ma la vera fiera direi che parte da quest'anno. Ecco, allora intanto ringraziamo il sindaco, questa ricordiamo è la più importante fiera storica anche come numero di partecipazioni e come anni anche di edizioni, insomma, e quindi lo ricordiamo, è un vanto che può fregiarsi Grisignano. Sì, è un vanto. Allora la data precisa non esiste, sicuramente dal tempo medievale, si parla dell'anno 1200 circa, con l'apparizione della Madonna, comunque tutte cose che potete trovare anche negli scritti, nella brochure, nel nostro magazine, dove raccontiamo un po' la storia di Grisignano. E nel suo percorso e quindi nei secoli ha avuto le sue vicissitudini, terreno appunto che posto tra l'area vicentina e padovana, un'area dove ci sono stati anche degli scontri negli anni passati, no, tra i famosi vicentini e padovani, ma direi che poi è diventata terreno di incontro, cosa che si ripropone ancora oggi. Va bene, intanto ringraziamo il sindaco, lanceremo queste eccellenze del territorio. Grazie. E restituisco la linea allo studio. Grazie a Daniele Garbini e al suo ospite. Noi adesso ci spostiamo a Padova perché è stato riaperto il cavalcavia Borgomagno. Il comune ha spiegato che i lavori programmati dalle ferrovie non saranno a breve termine, che questa era la soluzione migliore. Le auto sono tornate a circolare sul cavalcavia Borgomagno a Padova, anche in direzione Arcella. Dopo 6 mesi accompagnati da polemiche e trattative e costellati dalla raccolta di migliaia di firme da parte di cittadini e commercianti, tutto torna come prima. A spiegare le motivazioni che hanno spinto il comune a riaprire, nonostante i dubbi e le perplessità più volte manifestate in questi mesi, è l'assessore alla mobilità Andrea Ragona. L'abbiamo sempre detto, la situazione precedente non poteva andare bene, sia perché il trasporto pubblico rimaneva incastrato, ma anche perché rimaneva imbottigliato sul colmo del cavalcavia, e questo non andava bene perché il colmo del cavalcavia est è quello più sensibile. In questo modo ci permette di avere, questi lavori ci hanno permesso di avere una corsia preferenziale, quindi il trasporto pubblico, i bus in particolare che arrivano da Viale Quedalunga possono andare avanti più velocemente. Questo ci permette di giocare meglio con i semafori e permettere al tram di avere maggiore priorità, ma anche di riaprire il cavalcavia al traffico privato. Non sono imminenti i lavori sul ponte da parte delle ferrovie, da qui la decisione della Giunta di fare retromarcia. I lavori di consolidamento e manutenzione dell'opera sono costati 50.000 euro.
E a proposito di viabilità nel Padovano, c'è stato un intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina alle 9:45 per un incidente stradale che ha coinvolto 2 mezzi pesanti sulla strada statale 11 all'incrocio con via Antonio Rossi a Rubano. Una persona è rimasta ferita. Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Padova, che dopo aver messo in sicurezza i mezzi ha estratto una persona incastrata tra le lamiere di un camion per poi affidarla alle cure del personale sanitario. Il ferito è stato poi trasferito d'urgenza in ospedale. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del sinistro e per la gestione della viabilità. Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco sono terminate poco dopo le 11. E adesso torniamo a collegarci con Venezia, anzi con Lido di Venezia in questo caso. Prima abbiamo parlato con Ilaria Marchiori e Giovanni Giusto della regata storica in programma domenica, ma naturalmente a Venezia gli occhi sono puntati sulla 80ª mostra del cinema e siamo in collegamento con Lorenzo Maier che sta seguendo tutta la kermesse cinematografica. Buongiorno Lorenzo. Credo che forse c'è un problema con il collegamento, per cui allora andiamo per un istante in pubblicità, ci vediamo tra poco e parleremo di Mostra del Cinema. Bentrovati in diretta con Focus TG. Dunque sta entrando nel vivo l'80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Noi ci colleghiamo in diretta con Lorenzo Maier che sta seguendo per noi tutta la kermesse per sapere quali sono le ultime novità, cosa c'è in programma oggi. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Filippo, a te e ai nostri telespettatori. Ieri è stata indubbiamente la serata di Adam Driver che ha mandato in visibilio i fan sul tappeto rosso. Adam Driver che non si sapeva se sarebbe venuto, poi solo negli ultimi giorni è stata sciolta la riserva per questo sciopero dei DVD Hollywood che ha messo in pericolo la sua partecipazione. Oggi invece è una giornata direi dedicata all'Italia perché sono ben 4 i film che passeranno qui al Lido, di cui uno anche nel concorso principale di Saverio con la regia di Costanzo in Venezia 80. Una mostra che sta entrando così nel vivo e proprio andiamo un po' così a ripercorrere il red carpet della inaugurazione della mostra che ha visto l'attribuzione del Leone d'Oro a Liliana Cavani. Il primo red carpet della 80ª edizione parte subito sotto i migliori auspici. Niente pioggia, che si è calmata già dal pomeriggio, fan in delirio a caccia di autografi su lungomare Marconi e un messaggio chiaro di solidarietà agli attori di Hollywood in sciopero da parte della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. A darlo la madrina Caterina Murino. Tempo del discorso iniziale ci saranno 3 punti importanti. Sicuramente il punto numero 1 è la solidarietà che portiamo ai nostri colleghi d'oltreoceano, sperando appunto che i produttori americani smettano con questa follia dell'intelligenza artificiale su tutto ciò che è creazione artistica. Sicuramente gli 80 anni, questo fantastico compleanno della Mostra di Venezia e giustamente l'importanza del cinema nel mondo. Ovazione per il comandante Pier Francesco Favino, sul tappeto rosso le star, le giurie al completo, il mondo della politica nazionale con 2 ministri, San Giuliano e Salvini, l'ex premier Renzi, le istituzioni, il governatore Zaia e il sindaco Brugnaro. Ovazione poi in Sala Grande per Liliana Cavani, Leone d'Oro alla carriera. Che sensazione le ha dato avere adesso questo premio finalmente in mano? Mi ha fatto piacere. Io ho sempre amato il cinema da bambina in poi e quindi mi sembra una bella, si fa per dire, conclusione. Mi è piaciuto molto quello che ha detto Charlotte. Sul red carpet anche la mestrina Alice Campello, moglie di Alvaro Morata. Molto felice di essere qua, un anno in più, e niente, molto contenta soprattutto nella mia città. Che progetti hai per il futuro? Allora, intanto ho 4 bambini, quindi è un grande progetto, quindi stare con loro e adesso ho tanti progetti anche con i miei brand e niente, un po' alla volta farli crescere.
Dunque, questa è una mostra del cinema in piena salute. Lorenzo, tu hai avuto occasione anche di parlare, di intervistare, lo vedremo tra poco, credo, Roberto Cicuto, che è il presidente della Biennale, per cui insomma ci sono diversi progetti all'orizzonte. Sì, Roberto Cicuto ha ricordato come la mostra di Venezia appunto sia partita molto bene, c'è questa partecipazione quest'anno di 6 film italiani in concorso che è stato ricordato dal Presidente, non sono stati scelti per l'assenza di qualche star americana, ma perché erano stati individuati come qualitativamente molto validi dal direttore De Barbera del comitato dei selezionatori. È una biennale che oltre a questo mostra del cinema, lo ricordiamo, è la casa delle 6 arti e è stata anche individuata come diciamo pivot regia per quanto riguarda in città alcuni lavori che verranno finanziati con i fondi del PNRR, quindi anche una ricaduta importante per la città di questi progetti, e a questo proposito possiamo vedere il servizio che abbiamo preparato. È una Biennale di Venezia a tutto campo impegnata per la città, quella guidata dal regista presidente Roberto Cicuto in assi di partenza dell'80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Penso che il lavoro che ha fatto Alberto Barbera e il comitato di selezione sia stato un lavoro molto accurato. Abbiamo 6 film italiani in concorso che non sono stati messi perché sono mancati dei film americani, perché l'aveva deciso molto prima, e in fondo i film americani non mancano, tranne il film di Guadagnino, mancherà qualche attore, però vedo che l'andamento delle vendite di abbonamenti e biglietti non è calato rispetto al 22, quindi vengono a prevedere i film. La Biennale è stata ritenuta, come dire, un contenitore che produce cultura, che serve alla città, che serve ai rapporti internazionali di questa città, e quindi sono stati stanziati dei fondi che ci consentono di ammodernare, rendere più sostenibili, ingrandire alcune situazioni. Vanno spesi bene, quindi siccome vanno spesi bene lo facciamo a favore del pubblico, della città e di tutti coloro che vengono a Venezia. E su Leone d'Oro a Cavani? Un bel conflitto di interessi, perché voglio dire, da uomo di cinema Liliana la conosco da tantissimi anni, anzi le avevo proposto di dirigere un film molto fortunato che era La leggenda del Santo Bevitore, che poi invece ho fatto con Ermanno Olmi perché lei non poteva farlo, e quindi con cui ho vinto un Leone d'Oro nel 1988. Quindi insomma sono molto molto felice di questa decisione che nel Consiglio di amministrazione è stata presa, perché oltre ad un grande artista va ad una grande amica. Questo era Roberto Cicuto, intervistato da Lorenzo Maier. Lorenzo, che cosa ti aspetta adesso, oggi? Che aria si respira a Lido? Beh, adesso noi siamo in attesa abbiamo appena intervistato Saverio Costanzo, che appunto presenterà questo film in concorso, un po' la sua giornata, e siamo in attesa di intervistare Lara Ramazzotti, che è un'attrice che però porta qui a Venezia Felicità, che è la sua opera prima in regia, per cui c'è anche molta attesa, molta curiosità per questo film. Da poco si è conclusa la presentazione della Film Commission del Veneto, che ha voluto presentare nell'ex Casino il suo nuovo consiglio di amministrazione presieduto dal nostro direttore Luigi Baciarri, un consiglio di amministrazione completamente nuovo, e soprattutto l'assessore Cristiano Corazzari ha annunciato che attraverso alcuni bandi la Film Commission metterà a disposizione 19 milioni di euro per il cinema. Quindi il Veneto sempre più al centro anche delle produzioni cinematografiche, quindi una giornata bella intensa. Certo, è nella migliore tradizione del Festival del Cinema. Grazie mille a Lorenzo Maier e buon lavoro. Allora, naturalmente vedremo poi tutti i servizi nel corso dei nostri telegiornali. A voi. Noi adesso cambiamo argomento, parliamo di sport. Andiamo a Padova per parlare di atletica leggera.
30 nazioni rappresentate, 17 finalisti e 7 medagliati di Budapest in gara. Sono nomi dai palmarès eccellenti, quelli che parteciperanno alla 36esima edizione del meeting internazionale di atletica Città di Padova, che si svolgerà allo stadio Colbacchini domenica 3 settembre. Nutrita anche la pattuglia azzurra con 60 atleti. Il nome di spicco è senza dubbio quello di Sha'Carri Richardson, medaglia d'oro nei 100 e nella 4% e bronzo nei 200 nella rassegna iridata da poco conclusa in Ungheria. Ma ci sarà anche il primatista giamaicano Taiyai Gale per il salto in lungo. Per il getto del peso c'è la medaglia d'argento italiana Leonardo Fabbri. I cancelli dello stadio Colbacchini apriranno al pubblico dalle ore 15:30. I biglietti si possono acquistare online sul sito della manifestazione. Stiamo parlando, oltre naturalmente alle brutte notizie che dobbiamo dare di cronaca, ma ce n'è anche una positiva e ve la ricordo ancora una volta perché l'annuncio l'abbiamo dato in diretta e si tratta della conclusione positiva del caso di Cordovado, dell'uomo che era asserragliato in casa da poco più di 50 ore, che ha deciso di costituirsi e ha consegnato anche le armi che aveva. Vedete che è naturalmente la notizia di prima pagina anche nei siti dei maggiori quotidiani del Veneto. Questo è il Corriere. L'ingegnere asserragliato in casa da 3 giorni con le armi in pugno si è arreso. Noi vi abbiamo dato l'annuncio in diretta con Lucio Zanato, che si trova per noi sul posto. Dopo le prime aperture al dialogo, scrive il Corriere, il 55enne Luca Orlandi, originario di San Donà di Piave, ha consegnato le armi e poi si è consegnato anche alle forze dell'ordine. Diciamo tanti appuntamenti. Uno di questi è quello della regata storica di Venezia. Ci eravamo collegati anche con Venezia poco fa. Un altro è quello della mostra del cinema, un altro ancora è quello della partita a scacchi di Marostica. 100 anni e non sentirli. La partita a scacchi a personaggi viventi di Marostica si prepara a celebrare il suo secolo di vita con una grande festa medievale che farà rivivere a cittadini e turisti anche la storica partita del 1923. Abbiamo appunto voluto organizzare una festa della città, la partita a scacchi della città, la partita a scacchi dei marosticensi, una festa completamente libera che potrà essere magari uno spettacolo che potrà ripetersi negli anni dispari quando non c'è la partita a scacchi. E in piazza, sulla grande scacchiera in marmo, fervono i preparativi. Il 2 e 3 settembre spazio a mercati medievali, giochi e mostre. 2 giorni di piena attività medievale nel centro storico con mercatini, esibizioni di sbandieratori, giochi per i bambini, laboratori, chi più ne ha più ne metta, per culminare poi il sabato sera con la rievocazione dei 100 anni alle ore 21 con ingresso libero e la domenica pomeriggio poi con l'elezione di Leonora Aldrada che ci porterà ad aprire definitivamente l'edizione del 2024 della partita a scacchi. Un anniversario che vuole essere certo un momento di festa, ma che si propone anche come opportunità di riflessione sul futuro della manifestazione, mentre si pensa già alla partita del 2024, dove non mancheranno certo le novità. Abbiamo già una grossa novità, un'importante novità, che è il nuovo coreografo, che è Max Volpini, il coreografo di Roberto Bolle del Teatro Nazionale di Zagabria, che affiancherà il nostro regista Maurizio Panici, appunto per dare più vita e più anima a questo spettacolo che è unico al mondo. Avete sentito uno spettacolo unico al mondo che compie anche 100 anni, la partita a scacchi di Marostica, ma sempre in provincia di Vicenza c'è un altro appuntamento per il quale però bisogna salire sull'altopiano di Asiago. È un evento nazionale dei formaggi e prodotti di montagna. Made in Malga ad Asiago aprirà i battenti domani per il primo di 2 weekend di una manifestazione capace di richiamare sull'altopiano decine di migliaia di turisti. Al centro dell'evento saranno i sapori d'alta quota per un viaggio alla scoperta delle montagne d'Italia. 11ª edizione per portare questa eccellenza del territorio, ovvero le malghe, valorizzandole, portandole in piazza e mettendole anche a confronto con il grande mondo del formaggio della montagna italiana. L'evento serve proprio a destagionalizzare, a creare un allungamento della stagione turistica estiva
e soprattutto serve anche per promuovere il nostro territorio. Il re dell'11ª edizione di Made in Malga sarà sicuramente il formaggio ospitante, ovvero l'Asiago DOP, vera ricchezza del territorio. Il formaggio asiago prodotto della montagna è presente con una dozzina di espositori, quasi tutte malghe qui dell'altopiano di Asiago, ma non solo, anche della parte trentina, della zona di Vedena. Protagonisti saranno come sempre i formaggi di montagna, tanto al mercato quanto nelle degustazioni e nelle masterclass. È un bellissimo viaggio nell'enogastronomia di eccellenza di tutta Italia, è anche un viaggio culturale, un viaggio nella storia di tutte queste grandi eccellenze. E adesso vi raccontiamo la storia di un uomo di Albignasego multato nella ZTL di Abano Terme con la sua Vespa. Peccato che il motoveicolo in quel momento fosse spento e l'uomo lo stesse conducendo a mano. Vediamo. Abano Terme, ZTL tra via Vespucci e piazzetta Cortesi. Sono le 17:10 di domenica 18 giugno. L'uomo che conduce a mano la Vespa, ritratto di spalle nella foto scattata dalle telecamere dell'area, si chiama Luca Lenzo. 2 mesi dopo, per quella manciata di metri percorsi in ZTL per raggiungere un parcheggio, la Vespa a mano, il motore spento, Luca Lenzo, che nella cittadina termale voleva passare un pomeriggio con la moglie, si è visto recapitare una multa da 75 euro. Ma nelle proteste il comando della polizia locale: dura l'ex, sed l'ex, gli hanno spiegato gli agenti, e lo stesso comandante per iscritto, ma a Luca Lenzo, raggiunto al telefono, il dubbio di aver subito un'ingiustizia resta. Mi dico che il codice della strada non fa differenza se il veicolo è spento e condotto a mano, quindi spostato, piuttosto che acceso e guidato. Ho spento apposta la Vespa, la spingo un po' più avanti lì, che ci sono dei parcheggi, convinto appunto di non infrangere le regole, di rispettare quantomeno il principio di una ZTL, che penso sia relativa a limitare l'inquinamento. Immediata la solidarietà dei vespisti del circolo di cui fa parte, che gli hanno raccontato norme diverse di ZTL in ZTL a seconda dei comuni. Tant'è, la multa è stata pagata, ma la notizia Luca la vuole diffondere per avvisare chi come lui si muove con le 2 ruote. Questa dunque è la storia di questo motociclista raccontata da Chiara Gaiani. Noi siamo proprio in conclusione dell'appuntamento di oggi. Vi ricordo ancora una volta quella che è la notizia di queste ore. Luca Orlandi, l'ingegnere 55enne che era barricato in casa a Cordovado, e tra l'altro lui è originario di San Donà di Piave, Cordovado naturalmente in provincia di Pordenone, ha consegnato le armi, è uscito di casa e per cui questa vicenda che ha tenuto sotto scacco un intero paese si è conclusa fortunatamente senza gravi conseguenze. Naturalmente tutti i dettagli su questa vicenda nei nostri telegiornali di questa sera. Per ora da Focus TG è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di Rete Veneta.